Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera. Ben trovati al nostro appuntamento con Onda Libera, l'ultimo della settimana. Dovevamo chiudere con la questione della Cassa di Teramo, però visto che le cose si fanno anche sull'onda delle notizie del giorno, mi sembra più opportuno dedicarci ad altro argomento questa mattina e tra l'altro introdurre quello che faremo in maniera più organica, ovvero una lettura del Corano e una lettura del libro di Ibn Warraq, Perché non sono musulmano, che dalla questione del testo base si alimenta. È un libro che è uscito un bel po' di anni fa, ormai nel 1995, in edizione inglese, tradotto in Italia nel 2002. Attualmente non mi pare che sia disponibile nelle librerie, ma potete cercarlo su internet o su Amazon o sulle librerie in rete. Perché non sono musulmano è stato tradotto in Italia dall'editore Ariele di Milano nel 2002 ed è un libro che vale la pena di leggere, soprattutto alla luce dei fatti che si sono verificati a partire dall'uscita di quel libro in avanti, dal 95 in avanti. Il libro peraltro uscì sulla scorta del caso Rushdie nel 1989 e da lì l'autore, che è un pakistano e che è nato nella cultura coranica ma ha abbandonato qualsiasi religione, ha scritto proprio sulla scorta dei fatti di Salman Rushdie e dei versetti satanici del libro di Rushdie, la sua condanna a morte e la vasta eco del caso Rushdie in tutto il mondo nell'89. E quanto mai è opportuno riprendere oggi questo libro, perché ci riporta esattamente a tutto il nodo delle questioni che sono ancora questioni di attualità. Però prima di tutto cerchiamo di andare con ordine, anche se oggi di ordinato la puntata avrà molto poco, perché sulla scorta di una serie di articoli, poi facendo una brevissima, parziale e parzialissima ricerca su internet nel corso di questa mattinata all'ultimo momento, poi vi vorrei proporre qualche documento anche tratto da internet, visto che molta parte della propaganda islamica proprio lì agisce e che un personaggio di origine italiana, italo-australiano per la verità, di origini calabresi, è uno dei personaggi più presenti sulla scena di internet, con vasto seguito tra i combattenti occidentali, i cosiddetti foreign fighters, che vanno a combattere per lo Stato islamico. Si tratta di Musa Cerantonio, nato in Australia da padre calabrese, madre irlandese, ed è una vera star anche sui canali islamici presenti in lingua italiana su YouTube e su internet. Prima di tutto però la prima pagina dell'Ansa di stamani, che continua ad aprirsi con l'accordo sul nucleare iraniano e con l'ira di Israele. Il premier israeliano Netanyahu ha convocato un gabinetto di sicurezza. L'accordo raggiunto ieri tra il sestetto dei mediatori internazionali e l'Iran sul nucleare iraniano, secondo il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, è incoraggiante e ora le parti dovranno coordinare l'accordo finale entro il prossimo giugno. Le chance di successo sono molto alte, ha detto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. La questione del calendario del ritiro delle sanzioni all'Iran nella vicenda del nucleare dopo l'accordo firmato ieri a Losanna non è ancora assolutamente risolta, ha detto il ministro degli esteri francese Laurent Fabius ai microfoni di Europa 1. Il capo della diplomazia di Parigi ha ammesso che la questione del ritiro delle sanzioni è un punto ancora molto complicato. Gli iraniani vogliono che siano tolte tutte e subito. Noi diciamo loro bisogna togliere le sanzioni via via che voi rispetterete gli impegni e se non li rispettate si tornerebbe alla situazione precedente e su questo ancora non c'è accordo, ha detto il ministro degli esteri francese Fabius. Il primo ministro israeliano invece Benjamin Netanyahu ha convocato per oggi il gabinetto di sicurezza per discutere l'accordo di ieri tra l'Iran e le altre potenze del cosiddetto 5+1 a Losanna. Netanyahu ha espresso al presidente americano Barack Obama la sua forte opposizione all'accordo sul nucleare iraniano. In una conversazione telefonica con Obama, Netanyahu ha detto che un accordo finale sulla base dell'accordo di ieri potrebbe minacciare la sopravvivenza di Israele. Secondo il premier israeliano, l'accordo legittimerebbe il programma nucleare iraniano e aumenterebbe aggressione e terrore da parte dell'Iran, specialmente nei confronti di Israele. La seconda notizia invece dell'Ansa di stamani è relativa al ministro Del Rio alle infrastrutture. Renzi deve riempire però la casella del sottosegretario alla presidenza del Consiglio e resta il nodo di un ministro da dare
al nuovo centrodestra di Alfano. E sempre dalle notizie di stamani, la vicenda dell'inchiesta sulle grandi infrastrutture, le grandi opere, ha ottenuto gli arresti domiciliari. Ettore Incalza, l'ex top manager delle infrastrutture, coinvolto nell'inchiesta della Procura di Firenze sulle grandi opere. Lo ha deciso, come ha riferito il suo avvocato Tita Madia, il GIP Pessuto. E sempre dal primo piano dell'Ansa di stamani, naturalmente, la strage nel campus dell'università in Kenya. Si temono 150 morti, scrive l'agenzia ANSA, 147 le vittime accertate nel campus. Su questo, i crociati come simbolo, mi segnalo anche un articolo che compare oggi su Avvenire, i crociati, cioè i cristiani, come simbolo dell'Occidente corrotto e da combattere. Da tempo sono nel mirino dei qaedisti somali che hanno colpito ieri in Kenya. All'alba del 22 novembre dell'anno scorso, del 2014, i miliziani di Al-Shabaab, la militanza islamica somala, hanno fermato un pullman poco fuori dalla città di Mandera, nel remoto nord-est del Kenya. Nell'attacco sono rimasti uccisi 28 degli oltre 60 passeggeri a bordo e prima del massacro gli jihadisti avevano fatto leggere a voce alta alcuni versi del Corano per separare i musulmani dai cristiani. Le vittime furono soprattutto cristiani, morti con alcuni musulmani che avevano tentato di difenderli. I Mujahideen hanno portato a termine con successo un'operazione vicino a Mandera, recitava un comunicato di Ali Mohammed Raghe, il portavoce di Al-Shabaab. È stata una vendetta per i crimini commessi contro i nostri fratelli musulmani a Mombasa. Secondo le testimonianze dei sopravvissuti, i passeggeri sono stati costretti a distendersi a terra prima di essere colpiti da raffiche di Kalashnikov alla nuca. Tra le persone uccise anche poliziotti, insegnanti e alcuni operatori sanitari che lavoravano a Mandera ma viaggiavano verso Nairobi per le vacanze. Mia moglie, ha raccontato Douglas Hawkwood, insegnante di 36 anni, è stata uccisa davanti ai miei occhi. Le hanno sparato alla testa come agli altri e io sono rimasto interamente coperto di sangue. I cristiani sono stati presi di mira anche il 4 marzo dell'anno scorso. Un gruppo di terroristi ha aperto il fuoco in una chiesa evangelica alla periferia di Mombasa, provocando 6 morti, sempre in Kenya. Anche il 2 dicembre scorso la maggior parte delle 36 vittime attaccate in una cava, sempre a Mandera in Kenya, erano cristiane. Nella stessa regione ci sono stati 20 assalti di matrice qaedista negli ultimi 2 anni, stiamo parlando del Kenya. Vari funzionari governativi sono stati presi di mira più di una volta, racconta ancora Avvenire. Per questo hanno fatto pressione affinché l'esercito pattugliasse con più frequenza l'area per ristabilire la sicurezza. Le autorità hanno iniziato da Mandera a costruire un muro sul confine con la Somalia per limitare le incursioni degli islamici di Al-Shabaab. Sempre su Avvenire c'è poi un altro articolo di Camille Eid sulla campagna d'Africa del califfato. Sono 31 i movimenti jihadisti nel mondo che si sono uniti allo Stato islamico di Abu Bakr al-Baghdadi, cioè al califfato. L'ultimo della serie è Boko Haram, che ha giurato fedeltà al califfo lo scorso 8 marzo. Sebbene si ritenga che l'adesione di Abu Bakr Shekau, il leader di Boko Haram, sia stata dettata dall'offensiva condotta da 4 stati africani, Nigeria, Chad, Niger e Camerun, contro Boko Haram, tuttavia l'adesione di Boko Haram allo Stato islamico non ha mancato di suscitare grandi entusiasmi a Mosul e a Raqqa, le 2 capitali appunto dello Stato islamico, del califfato. Grazie a questa adesione lo Stato islamico può propagare la sua influenza lungo tutta l'Africa occidentale e orientale, un'area fino a poco tempo fa chiusa al richiamo dell'ISIS, esercitando così una rinnovata attrattiva su altri movimenti jihadisti che sono attivi in Africa. Fra questi spicca il movimento degli Shabaab somali, attraversato fin dall'uccisione del suo leader Godane nel settembre scorso in un raid americano da diverse tendenze. Nei 3 mesi scorsi è cresciuto tra i leader del movimento il dibattito sull'opportunità di unirsi al califfato o rimanere legati alla struttura di Al-Qaeda, al quale gli Shabaab avevano aderito nel 2012. Alcuni osservatori ritengono che la tentazione di giurare fedeltà allo Stato islamico sia molto forte tra gli Shabaab, anche per evitare di essere identificati come i paria del jihad, cioè i parenti poveri.
Comunque vadano le cose, i 31 movimenti jihadisti affiliati al califfato e recensiti dal centro di sorveglianza americano sui gruppi estremisti Intel Center assicurano già un'enorme influenza allo Stato islamico perché coprono un arco territoriale che va dall'Algeria all'Indonesia, ovvero da Jund al-Khalifa alla Jemaah Islamia. In mezzo ci sono Ansar Bait al-Maqdis, nato nella penisola del Sinai, Egitto, e affiliato allo Stato islamico dallo scorso novembre, Ansar al-Sharia in Libia e Jund al-Khalifa in Tunisia. Altri 10 gruppi, secondo Intel Center, hanno manifestato il loro sostegno allo Stato islamico, senza tuttavia aver formalmente siglato un'alleanza. Tra questi, alcuni esponenti dei talebani del Pakistan e di alcuni jihadisti attivi nello Yemen. L'attrattiva fatale dello Stato islamico, scrive ancora Camille Eid oggi su Avvenire, non si limita però a questi movimenti. Un rapporto delle Nazioni Unite reso noto ieri parla di oltre 25.000 combattenti stranieri provenienti da più di 100 nazioni che si sono uniti allo Stato islamico, ad Al-Qaeda o ad altri gruppi simili. In Iraq e Siria se ne contano 22.000. Si ritiene che siano circa 6.500 quelli che combattono in Afghanistan. In Yemen, Libia e Pakistan se ne contano a centinaia. Secondo il rapporto, il numero di combattenti stranieri nel mondo è aumentato del 71% fra la metà del 2014 e il mese scorso. Molti di questi combattenti provengono da Tunisia, Marocco, Francia, ma anche Russia, e cresce anche il numero di quanti arrivano dalle Maldive, Finlandia e Trinidad e Tobago. Il rapporto esorta la comunità internazionale a rafforzare la collaborazione tra servizi di intelligence e lo scambio di informazioni per identificare i cosiddetti foreign fighters, mettendo in guardia contro il rischio legato alla dispersione di questi combattenti nei vari paesi del mondo, una volta che lo Stato islamico sarà stato sconfitto in Iraq e Siria. Così su Avvenire. Per argomento, piccola rassegna tematica quotidiana, vi segnalo invece sul Venerdì di Repubblica un articolo di Francesca Cafferri che dà conto di un'iniziativa di alcuni giovani arabi che ridicolizzano lo Stato islamico a colpi di web. Un gruppo semiclandestino con sede in Turchia ha lanciato in rete una serie di filmati. Lo scopo è svelare la trappola dell'orrore dei messaggi del califfato, perché la paura fa il loro gioco, dice questo gruppo di giovani che ha messo in piedi una parodia, per certi versi però anche impressionante. La lascia straniti, diciamo, questa parodia, perché si parodiano anche le famose gabbie all'interno delle quali vengono rinchiusi i prigionieri che vengono portati in giro oppure ai quali viene dato fuoco. In ogni caso, lo sguardo del fondatore di questo gruppo che diffonde la parodia dello Stato islamico, si chiama Youssef Helalli, o perlomeno si fa chiamare così. Lo sguardo di questo Youssef Helalli nel mondo arabo è piuttosto famoso. Semi nascosto da passamontagna nero o lasciato scoperto da un turbante dello stesso colore, questo volto ha fatto capolino dalle TV e dai computer di migliaia di persone. È una delle anime di Daya Al-Taseh, che è un collettivo di 6 ragazzi diventati famosi per avere creato una serie via web che fa la parodia dello Stato islamico. I video hanno iniziato a circolare qualche mese fa, racconta il Venerdì di Repubblica, e in breve tempo sono diventati un successo. Sono stati scaricati da migliaia di utenti in rete e passati sulle TV arabe. In una delle ultime puntate, la decapitazione di un malcapitato ostaggio si trasforma in una scatenata danza al ritmo della musica di Madonna. In un episodio precedente, il leader dello Stato islamico, Abu Bakr al-Baghdadi, rappresentato da questo Youssef Helalli, è presentato mentre beve e chatta con ragazze occidentali, il tutto scandito dalla musica dei film di James Bond. Il nostro scopo, dice questo Youssef, da una località turca dove 1 anno e mezzo fa si è rifugiato per sfuggire alla morsa del regime e degli islamisti, è demolire i terroristi con l'ironia. Voi in Occidente continuate a mostrare i loro filmati. Sono video costruiti apposta per dare un'impressione di forza e voi la trasmettete in pieno, come vogliono i terroristi. Noi invece li ridicolizziamo.
Prendiamo in giro il loro falso Islam, sottolineiamo le loro debolezze e le loro incongruenze. Che quello sia il falso Islam, quello dei terroristi, è tutto da discutere per dire che non è vero. E anche questo, diciamo, è un altro elemento che lascia un pochino perplessi su questa iniziativa, alla quale dà ampio spazio oggi il venerdì di Repubblica. Pubblicità. I gioielli di un grande orefice non costano come la bigiotteria. La qualità .22. Sempre sul venerdì di Repubblica di oggi, da Livorno, per la firma di Antonio Corbo, c'è invece un servizio su come l'Italia si difende da eventuali attacchi terroristici. Le teste di cuoio contro i tagliatori di teste. Un viaggio nella caserma del GIS dei Carabinieri, il gruppo intervento speciale. Uomini super addestrati in prima linea contro la minaccia fondamentalista, scrive il venerdì di Repubblica da Livorno, dove ha sede questa unità delle teste di cuoio del gruppo intervento speciale, che però intervengono quando il disastro è già partito, si sta compiendo o è già stato compiuto evidentemente. La porta si apre su un'aula, racconta Antonio Corbo sul venerdì di Repubblica. Si vedono di spalle uomini, soltanto uomini, con tute nere da palestra, senza gradi né fregi, indistinti, molte le teste rasate. Fissano nel grande schermo gli orrori del 2015 e prendono appunti. Si parte da Parigi, 8 gennaio. Il primo attacco al settimanale Charlie Hebdo. Da questo primo attacco passeranno 3 giorni e 20 morti. Tunisi, 18 marzo. 20 minuti di raffiche, i mitra del jihad puntati sui turisti nel museo del Bardo indifeso, altre 24 vite spezzate e una cinquantina di feriti. Più strazio e più sangue delle scene che abbiamo visto in TV. Qualcuno ferma le immagini, le fa ripartire, scorrono immagini dopo immagini. In ogni fotogramma può esserci un errore da scoprire. Sono i GIS, gruppo intervento speciale dei Carabinieri, e studiano le ultime stragi nel mondo per evitarle in Italia. Siamo a Livorno, in via Fabbricotti 1, indirizzo, telefono no, Una caserma come tante, l'andirivieni ordinato di un comando provinciale. Solo la palazzina grigia, in fondo a sinistra, è inaccessibile. Raccoglie le vite blindate del gruppo di intervento speciale dei Carabinieri. Come in clausura, protetti dall'anonimato, volto coperto da passamontagna, nelle operazioni sempre più audaci. Nessuno può riconoscerli né sentire i loro nomi. Anche qui l'uno chiama l'altro con i soprannomi Cigno, Meticcio, Bruce Lee, James, Jerry. Lo scelgono gli anziani con qualche ironia a chi è appena arrivato dal reggimento paracadutisti Tuscania. Non si sa neanche quanti siano, numero riservato, più di 100, meno di 150. Soltanto il comandante si rivela, Gianluca Feroce, colonnello, scelto per meriti straordinari. Ferox, il suo soprannome. Nella sua mente c'è tutta l'agenda delle paure italiane. L'Expo da maggio a ottobre a Milano, il Giubileo a Roma dall'8 dicembre. Con i NOx della Polizia di Stato è ora il più alto presidio di contrasto al terrorismo islamico. In pochi anni il GIS, il gruppo intervento speciale dei Carabinieri, ha raggiunto per efficienza i più evoluti reparti stranieri. Il GSG 9, il gruppo d'assalto tedesco, e il francese GIGN. I GIS italiani frequentano i corsi dell'FBI.
si confrontano con israeliani e inglesi. La selezione è durissima: carabiniere, paracadutista del Tuscania, almeno 6 mesi di missione all'estero e finalmente il gruppo intervento speciale, il GIS dei carabinieri. Qui arrivano sciabole, diventano impegno dei bisturi. Il GIS è un attrezzo di precisione guidato da un chirurgo con mani di velluto, dice il colonnello che guida il reparto, il colonnello feroce. Sparare poco, uccidere mai. Quanta fatica vivere da GIS. Passano da un corso all'altro, imparano in auto a non usare il freno per il testacoda in retromarcia anche con le jeep e in Afghanistan evitano così le mine all'ultimo metro. Si lanciano dagli elicotteri con le funi, ma odiano essere considerati dei Rambo. Rimarcano che un operatore GIS non deve essere un esaltato, tutt'altro, un tipo determinato, pronto a decidere in situazioni che cambiano, quindi equilibrato. Tant'è vero che ideale per diventarlo è avere 30 anni, essere padri di famiglia, avere studiato diritto e psicologia. Con allusione ai colleghi Knox, che tuttavia rispettano, rilevano che solo il GIS è un poliziotto e un soldato al tempo stesso, quindi ha capacità investigative, severa formazione militare, un connubio unico. Lo studio delle stragi, prima in TV, poi in Francia, quindi ancora in TV, ha fatto scoprire alcune criticità negli interventi. Sono stati esaminati con gli stessi francesi alcuni errori che saranno evitati. Appare chiaro che hanno sparato troppo e in troppi. Vanno migliorate le procedure di intervento circondando la zona. I GIS lo fanno con i militari del Tuscania. Altra misura da prevedere: gli ostaggi rilasciati vanno raccolti per registrarne il racconto e controllare che tra loro non ci sia qualcuno dei sequestratori. Rischio che fu sventato durante la rivolta dei brigatisti nel carcere di Trani nel 1980, il primo clamoroso intervento del reparto del GIS, per liberare 10 agenti sequestrati da 20 brigatisti. Il gruppo speciale era stato costituito il 6 febbraio del 78, il GIS, quando il terrorismo era ai picchi dell'emergenza. Questo sarebbe il reparto per eccellenza che difende l'Italia, le teste di cuoio contro i tagliatori di teste. E sempre sul Venerdì di Repubblica c'è anche un altro piccolo articolo su un altro arabo musulmano ma anche occidentale, cresciuto fra Emirati Arabi Uniti e Canada, in un mondo sempre più polarizzato dalla tragedia dell'11 settembre. È una voce che canta contro la repressione islamica, il rapper iracheno. Un rapper iracheno di cui parla Repubblica appunto oggi, il venerdì. Yassin Al-Salman, meglio noto come The Narcissist, avrebbe potuto diventare un foreign fighter, un analista politico, un giornalista o indossare qualunque altra maschera. Ha scelto gli abiti del musicista, usa le sue rime per demolire gli stereotipi che il mondo occidentale ha appiccicato a quello arabo e viceversa. È diventato uno dei nomi di punta dell'hip hop del mondo arabo, seguite da migliaia di persone, coautore della colonna sonora della Primavera Araba. Origini irachene, look da dandy, provocatore nato, The Narcissist arriva ora per la prima volta in Italia. Sarà ospite del Middle East Now Festival fra l'8 e il 13 aprile a Firenze. Porterà musica, documentari e fotografie dal mondo arabo per raccontare una realtà diversa da quella che leggiamo sulle prime pagine dei giornali, scrive il venerdì. E sempre oggi, giusto per completare la rassegna quotidiana, dalla prima pagina di del Sole 24 Ore, l'articolo di Alberto Negri che si pone una domanda tanto elementare quanto pesante: chi combatte il terrorismo e come si fa la guerra al terrorismo? Chi combatterà il terrorismo che si snoda sulla carta geografica dall'Afghanistan alla Mesopotamia, dalla penisola arabica al Corno d'Africa, dal Maghreb alla Nigeria? È una domanda che sorge spontanea. Chi combatterà questo terrorismo che si snoda ormai per una larga parte del globo? Dal fatale 11 settembre del 2001 a oggi, migliaia di terroristi sono stati liquidati, ma si allarga ed è arrivato anche in Europa il terrorismo islamico, con i cani sciolti del jihadismo, le cellule di Al-Qaeda, lo Stato islamico e i cosiddetti foreign fighters che da qui partono per andare a combattere. Secondo un rapporto dell'ONU, oltre 25.000 combattenti stranieri provenienti da più di 100 nazioni
si sono uniti ad Al-Qaeda, allo Stato islamico e ad altri gruppi terroristici in Iraq, Siria, Afghanistan e Libia. La Tunisia, colpita ma non piegata, sta correndo ai ripari e ha deciso di riannodare le relazioni diplomatiche con la Siria per dare la caccia a centinaia di tunisini addestrati per fare la guerra contro il presidente siriano Bashar al-Assad e che ora tornano in patria reimportando il jihad, la guerra santa coranica. La Tunisia ha più coraggio dell'Europa, che fa tante vane promesse, scrive oggi sul Sole 24 Ore Alberto Negri. Eppure, a ogni tornante di stagione, qualche presidente americano ci comunica che la missione è compiuta. Lo fece Bush Junior in Iraq, ma anche Obama, quando ammainò la bandiera a Baghdad, salvo poi doverci tornare l'anno scorso con raid aerei e consiglieri militari, prima che il califfato, dopo Mosul, sbranasse anche la capitale, Baghdad, difesa soltanto dalle milizie sciite filo-iraniane, visto che l'esercito iracheno armato dagli Stati Uniti si era liquefatto. L'Iran è stato il primo paese a scendere in campo contro lo Stato islamico nel 2014. Fenomeno misterioso quello del califfato, scrive Alberto Negri sul Sole 24 Ore. Ma noi per primi abbiamo regalato armi, denaro e una causa per cui combattere, facendo leva sulla frustrazione dei sunniti, prima in Iraq poi in Siria, dove Assad ha attuato una politica settaria. Risposta alla domanda iniziale: chi farà la guerra a questi terroristi? Lo Stato islamico lo combatteranno, se lo combatteranno, gli stessi stati che lo hanno alimentato in questi decenni. E dove alcuni di questi stati non esistono quasi più, come in Iraq, in Siria, in Yemen, in Libia, si dovrà pensare a come riempire il vuoto nel giorno in cui fossero eliminati gli jihadisti, cosa che al momento solleva seri dubbi, scrive ancora sul Sole 24 Ore Alberto Negri. Lasciamo adesso i giornali di oggi. Ci sarebbe da segnalare anche il lungo articolo, l'abbiamo citato velocemente, sul Foglio, sulla prima pagina dell'inserto del Foglio di stamani, di Matteo Mazzuzzi sulla Francia, una Francia dove è stata addirittura spostata la statua della Vergine Maria che disturbava nella pacifica Alta Savoia. Con un decreto esecutivo il Tribunale amministrativo di Grenoble ha fatto rimuovere la statua perché violava la separazione tra Chiesa e Stato. La sua colpa era quella di essere stata installata in un parco comunale tra gli alberi e i sentieri battuti per le passeggiate quotidiane di anziani combadanti e mamme coi passeggini. Il prato è suolo pubblico, la statua andava tolta in modo da non turbare le coscienze collettive. Il sindaco, uomo di sinistra, ha allargato le braccia sconsolato e ha detto che non pensava che si arrivasse a questo punto. Il parroco ha contestato la decisione in punta di diritto. Rimostranze vane, una legge, in particolare quella del 2005 sulla separazione Chiesa-Stato, è la legge santissima della Repubblica e va onorata, scrive il Foglio. A ben guardare numeri e statistiche si scopre però che la legge uguale per tutti non è. Il quotidiano Le Figaro è andato a spulciare i documenti depositati negli archivi municipali francesi, scoprendo che su 190 luoghi di culto musulmani inaugurati dal 2011, 114 sono stati realizzati grazie alla vendita di terreni dei comuni, terreni pubblici comunali, senza troppa burocrazia, senza carte bollate e senza resistenze di altro tipo. Cosa ben diversa capita invece quando a chiedere il permesso di costruire una cappella, un oratorio o un salone parrocchiale sono invece appunto le comunità cattoliche. Il fatto è che quando si tratta di Islam, ogni scrupolo per la neutralità lascia il posto a un chiaro attivismo dei comuni, scrive Jean-Christophe Moreau, specialista di storia del diritto e autore del libro Islamofobie, la controinchiesta. Il motivo non è da ricercare nella paura, nella condiscendenza verso la minoranza musulmana più determinata e numericamente importante di Francia, ma in miseri calcoli elettorali. Coi cittadini musulmani sempre più numerosi, accontentarli costa poco a quei sindaci in cerca di rielezione. Siamo alla parodia del principio di laicità, scrive il Foglio, pagina 1 del suo inserto
sulla laïcité francese, mentre in Turchia ci sono stati altri 20 arresti ieri, sotto tiro anche i quotidiani, i giornali indagati per propaganda del terrore, arresti a raffica, perquisizioni, una specie di caccia alle streghe, racconta Marta Ottaviani oggi sul quotidiano Avvenire. Un paese che cerca di tornare alla quotidianità senza accorgersi quasi della stretta autoritaria a cui è sottoposto. La Turchia del giorno dopo cerca di andare avanti, dopo gli attentati, anche lì di matrice però a quanto pare diversa da quella islamica, anche se c'è stata una donna kamikaze. La Turchia del giorno dopo cerca di andare avanti, consapevole di trovarsi in un limbo di complotti e di tensione che durerà almeno fino alla data delle elezioni politiche, il prossimo 7 giugno. Adesso nel mirino sono finiti i quotidiani. A proposito di Turchia, c'è anche un articolo di Federica Bianchi sull'Espresso, il settimanale di oggi. La Turchia non c'è più, almeno quella che abbiamo conosciuto, ruolo della donna, scuola, lavoro, costumi. Erdogan ha cambiato il paese in salsa musulmana e ricompare in scena il terrorismo di sinistra. Ha lasciato che 4 dei 6 figli andassero a scuola, ha chiesto alla moglie Arzu Bostac che le 2 più piccole fossero portate a casa di una vicina, poi sarebbero andati insieme dall'avvocato a fare le pratiche di divorzio. Lei, sposa bambina a 14 anni, era da 13 anni che aspettava questo momento, ma appena soli, Ahmed Bozdas, 38 anni, l'ha chiusa in camera da letto, l'ha obbligata a sdraiarsi per terra e ha imbracciato un fucile a pallettoni. Divorzierai da me soltanto da storpia, le ha detto, prima di mirare alle braccia e alle gambe. Non ho mai perso coscienza, racconta oggi la donna dal letto dell'appartamento dei genitori in un villaggio a 40 chilometri da Ankara. Lo supplicavo solo di lasciarmi le braccia per potermi prendere cura dei figli. 5 mesi e un paio di interventi chirurgici più tardi, la donna, un bel viso incorniciato da riccioli neri, non ha più le gambe e non riesce a muovere le braccia, non ha più nemmeno i figli affidati a un orfanotrofio. Le rimangono i messaggi del marito dal carcere, dove a processo non ancora iniziato è già finito per un vecchio stupro di una donna disabile. Sai bene che ti amo ancora. Questo è il matrimonio in Turchia ai tempi di Erdogan, scrive l'Espresso stamani in edicola. Erdogan è il presidente islamista che ha preso in mano la Turchia nel 2003 come primo ministro, con l'intenzione di farne una nuova potenza ottomana, guida illuminata del Medio Oriente sunnita. Per riuscirci non ha solo moltiplicato l'attivismo a sostegno degli islamisti, ma ha anche iniziato a smantellare la struttura secolare costruita da Mustafa Kemal Atatürk, il militare che fondò la Repubblica Turca laica all'inizio del secolo scorso. Per i suoi sforzi di modernizzazione, il militare Mustafa Kemal si guadagnò quel celebre appellativo Atatürk, padre della nazione, un appellativo al quale ambisce anche Erdogan, una nazione, quella che vorrebbe oggi Erdogan, islamica e obbediente. Se questo è il quadro, scrive l'Espresso, c'è però chi si ribella alla progressiva repressione in nome di Allah e all'avanzata del nuovo sultano, anche con metodi estremi. Martedì 31 marzo il gruppo di estrema sinistra DHKPC ha preso in ostaggio nel Palazzo di Giustizia di Istanbul il magistrato Mehmet Kiraz per chiedere giustizia su un episodio su cui sta indagando, l'uccisione di un quindicenne. Il ragazzo fu colpito da un lacrimogeno sparato dalla polizia nel 2013 durante le manifestazioni al Parco Gezi contro Erdogan. L'agente responsabile non è ancora stato individuato. Dopo 7 ore di trattative, le forze speciali hanno fatto irruzione, hanno ucciso i 3 sequestratori, ma è morto anche l'ostaggio. Si teme che sia dovuto a un attentato anche il gigantesco blackout che ha bloccato la Turchia nello stesso giorno. Nonostante i dissensi, però, racconta ancora l'Espresso, il presidente turco, Erdogan, va avanti col suo programma iniziato con la presa del potere. Per capire come stia cambiando il paese utilizzando la religione, bisogna cominciare dalla questione della donna, dice Melda Onur, deputata del Partito Popolare Repubblicano che sta all'opposizione. Dal 2003 al 2012 in Turchia il numero di omicidi femminili è cresciuto del 1400%, secondo i dati dello stesso Ministero di Giustizia, che però ha smesso di divulgarli 3 anni fa per non creare disordine sociale. Non che la parità tra uomo e donna sia mai stata realtà, scrive ancora
Federica Bianchi sull'Espresso, ma l'attuale governo intende relegare la donna in un ruolo di secondo piano, utilizzando in pubblico frasi che giustificano comportamenti denigratori, dice l'avvocatessa Julia Gulbahar. Siamo davanti a una vera violenza politica, ma nel nome dell'Islam. Erdogan ha più volte detto che la donna è subalterna all'uomo, lo dice peraltro il Corano, chiarissimamente, e che il suo destino migliore è quella di madre di almeno 3 figli, perché il maschilismo del presidente turco si unisce al suo sentire nazionalista. La Turchia, per essere forte militarmente ed economicamente, ha bisogno di un popolo giovane. Il divorzio e l'aborto sono legali, ma questo governo è moralmente contrario ai 2 istituti. Non solo, fa di tutto per disincentivare anche i parti cesarei reputati contro natura, dice la deputata del Partito Repubblicano all'opposizione in Turchia. La scorsa estate il vice primo ministro Bülent Arınç si era perfino spinto a dire che la risata di una donna è disdicevole in pubblico perché mette a repentaglio la modestia coranica, somma qualità femminile. Il Ministero della Donna, istituito per promuovere politiche nell'interesse femminile, è stato sostituito dal Ministero della Famiglia con lo scopo di proteggere l'unità familiare, cioè lo strapotere degli uomini. Risultato: il motivo principale della crescita del numero di omicidi di donne è la richiesta di divorzio da parte delle stesse donne. Gli uomini sanno che il vento spira a loro favore e che la legge prevede una clausola per cui se un uomo è stato in qualche modo provocato, tra virgolette, a violentare o a uccidere una donna, avrà diritto a un generoso sconto di pena. E ne approfittano. Il governo Erdogan non si è limitato alle esternazioni paternalistiche che stanno lentamente ma profondamente scolpendo un nuovo sentire comune anche all'interno del sistema giudiziario, i cui vertici sono peraltro scelti dal governo. Ha anche iniziato a riformare la scuola pubblica, fondata da Atatürk. Aveva iniziato permettendo alle studentesse di frequentare l'università velate, un diritto, a dir la verità, per cui si erano battute per anni anche le donne progressiste e liberali contro questo retaggio kemalista. Ma poi è andato ben oltre. Ha diviso gli 8 anni di scuola primaria in 2 cicli di 4 ciascuno, consigliando alle bambine del secondo ciclo, dai 10 ai 14 anni, di indossare il velo, un'abitudine un tempo rara a un'età così giovane. E se prima delle riforme scolastiche l'insegnamento di quegli 8 anni era comune a tutti e le scelte di indirizzo si compivano a 14 anni, il governo Erdogan ha introdotto la possibilità di frequentare una scuola religiosa a partire dai 10 anni. In molti villaggi della Turchia centrale le scuole religiose sono spesso l'unica scelta. Perfino a Istanbul, i vecchi licei d'eccellenza, dove si entrava solo dopo aver superato un duro esame, sono stati chiusi e rimpiazzati da un crescente numero di istituti dove l'argomento principale di studio è il Corano. In queste scuole ci sono insegnanti che spiegano come una donna non velata si meriti lo stupro o come sia peccato per le donne indossare la gonna perché rivela le gambe. Dall'anno scorso, racconta ancora Federica Bianchi sull'Espresso, ogni scuola è obbligata ad avere una stanza della preghiera per i ragazzi e una per le ragazze, entrambe riservate agli studenti musulmani di etnia sunnita. Gli studenti arabi alawiti e i cristiani, durante l'ora di preghiera, si disperdono in cortile, ma durante le 2 ore obbligatorie di insegnamento della religione, gli alawiti sono costretti ad assistere alle lezioni. La Corte di Strasburgo ha bocciato l'introduzione forzata dello studio della religione islamica in versione sunnita, ma Erdogan ha superato il divieto introducendo uno spazio dedicato ad altre religioni, dice l'avvocato Birkan Ishin, sorseggiando un tè proprio nel Parco Gazi. Naturalmente si può capire quanto ampio sia quello spazio. Sefa Ata insegna geografia al liceo Usel di Istanbul. Ci riceve in un minuscolo centro culturale della megalopoli, avvolto in un pesante cappotto marrone, scrive l'inviata dell'Espresso in Turchia. Quest'anno, per la prima volta in 22 anni di insegnamento, alla domanda «come si è formato il mondo?», mi sono sentito rispondere «l'ha creato Allah», dice l'insegnante con rassegnazione. Neanche un tentativo di risposta scientifica.
Nelle scuole coraniche, in Turchia, le ore di religione hanno ridotto quelle di arte, musica ed educazione fisica, materie che dal prossimo anno scolastico saranno completamente eliminate. Con questa riforma scolastica Erdogan ha ottenuto due risultati, dice l'insegnante. L'imposizione della sua visione di società sulla popolazione e l'incremento del numero di posti di lavoro a favore dei sostenitori del suo partito, l'AKP. A festeggiare i cambiamenti sono gli strati più conservatori della società turca. Nel quartiere islamista di Fatih, a Istanbul, il martedì è giorno di mercato. Per le strade le donne indossano lunghi chador neri e si muovono in coppia o accompagnate da un uomo, coranicamente corretto. Sono riluttanti a parlare, quando lo fanno è solo per pochi minuti, sotto gli sguardi severi dei passanti. Sono una studentessa di religione, mormora Nawal, 20 anni, accanto al suo promesso sposo, il lungo velo nero a celare ogni dettaglio della personalità. Con il nuovo governo questi studi mi garantiranno un ottimo posto di lavoro nelle scuole, tiene a sottolineare. Molte meno opportunità hanno i milioni di operai che da un decennio lavorano nel mega cantiere edile in cui si è trasformata la Turchia nella sua corsa verso il progresso economico. Secondo statistiche ufficiali che registrano una frazione degli incidenti, 1754 operai sono morti nei cantieri tra 2008 e 2012. 940 sono rimasti menomati. Si tratta di un numero 7 volte più alto della media europea, che indica che la sicurezza sul lavoro in Turchia rimane un grande problema. Ma il governo, anziché vigilare sulle società di costruzione perché rispettino gli standard di sicurezza, preferisce chiamare martiri i morti con l'aiuto di imam compiacenti che arrivano perfino a condannare le misure di sicurezza sul lavoro perché pretenderebbero di equiparare l'uomo ad Allah, l'unico che ha il potere di vita e di morte. La presenza di Allah in città sta aumentando di pari passo col potere di Erdogan. Intorno alla capitale, Ankara, ha voluto costruire enormi porte in cemento per ricordare ai visitatori che si trovano in territorio islamico. All'interno ha eretto il palazzo presidenziale Ak Saray. La crasi tra una reggia ottomana e una stazione ferroviaria cinese è il più grande edificio residenziale del mondo, con 1000 stanze e un costo superiore ai 500 milioni di euro. Non a caso, dice il presidente dell'Associazione Architetti della Turchia, Eyüp Muçu, è stato costruito all'interno dell'ex parco forestale di Atatürk, in barba a ogni divieto. Erdogan vuole distruggere ogni ricordo del periodo di Atatürk, ma anche ogni ricordo romano o bizantino, sostituendoli con residenze di lusso, grattacieli altissimi e giganteschi centri commerciali, dove invitare i sempre più numerosi turisti arabi a fare shopping. È chiaro che Erdogan è contro ogni forma di cultura che non sia quella islamica, si lamenta la celebre attrice Sebnem Sonmez in un locale di Besiktas, il quartiere più secolare di Istanbul. È cominciato tutto con la distruzione del vecchio teatro Emek, che aprì i battenti nel 24, ai tempi di Atatürk, sostituito da un grande magazzino. Era l'ultimo in città. Il governo sta cercando di omologare la cultura turca allo standard islamico internazionale e anche i lavoratori dello spettacolo non hanno più tutele. Durante i balletti arrivano gli ispettori a misurare la lunghezza dei gonnellini o ad arrestare gli attori che hanno interagito eccessivamente col pubblico, come è successo a un mio collega, racconta l'attrice Sebnem Sonmez, il quale ha avuto la sfortuna di avere in sala la figlia di Erdogan e poi, dopo le proteste di Gezi Park, trovare lavoro in società pubbliche è impossibile, dice Barish Atay, un attore da maglione nero che ne accentua l'aspetto bello e tenebroso. Ma non ci rassegniamo. Questa è la Turchia raccontata oggi sul settimanale L'Espresso, l'articolo è di Federica Bianchi. Tutta la giornata in giro a piedi. Comoda. Comoda? Ma che dici?
422. Vi citavo prima allora questo tizio, Musa Cerantonio. Se fate un giro su internet lo potete fare anche naturalmente da voi, cercando sui canali YouTube o sui vari siti che si sono moltiplicati peraltro anche in italiano, questioni relative all'Islam. Potete trovare tante cose. Per esempio interessante, ho preso questo perché di lui hanno parlato diversi quotidiani nei mesi scorsi, questo Musa Cerantonio, che è anche un tipo brillante, diciamo così, nato brillante comunicativo, nato in Australia da padre calabrese e da madre irlandese e convertito all'Islam, è considerato uno dei più influenti predicatori online su internet, appunto, con un vasto seguito specialmente tra i cosiddetti foreign fighters, cioè coloro che partendo dall'Europa o dall'Occidente vanno a combattere per lo Stato islamico. Ne ha parlato parecchie volte anche Fausto Biloslavo sul Giornale. Grazie ad Allah sono arrivato nella terra del califfato, aveva annunciato via Twitter il signor Musa Cerantonio, 29 anni, imam con sangue calabrese nelle vene, lo descriveva Biloslavo, convertito all'Islam duro e puro. Predicatore della guerra santa, nato in Australia, padre italiano, calabrese e madre irlandese, era stato accolto come una star anche in Italia, a Brescia, in un programma islamico di una TV locale. Tra l'altro il sito dal quale poi manderemo in onda l'audio in questione si chiama alumma.org ed è registrato appunto a Brescia, in Viale della Stazione 54, nella città capoluogo, a Brescia appunto, a nome di un islamico. Ed è il sito che rilancia in Italia le prediche e i discorsi, diciamo per meglio dire, di questo predicatore della guerra santa. A Brescia, in un programma islamico di una TV locale, ma non solo, a Imola, a Pordenone, a Ferrara, a Milano, Musa Cerantonio ha tenuto avvincenti sermoni in italiano, raccontava Fausto Biloslavo in un articolo comparso sul Giornale nel luglio scorso. Dal 3 luglio del 2014 ha deciso di raggiungere il nuovo Stato islamico dell'Iraq e della Siria, in risposta all'appello del califfo Abu Bakr al-Baghdadi, che invitava da tutto il mondo i predicatori e gli esperti islamici nei campi militare, sanitario, ingegneristico e amministrativo a unirsi alla causa dello Stato islamico dopo l'avanzata o il tentativo di conquista di Baghdad. Lorenzo Vidino, ricercatore e esperto di terrorismo, con la sua ricerca Il jihadismo autoctono in Italia, ha svelato la deriva verso il jihad, la guerra santa coranica, di Musa Cerantonio. Da bambino, grazie al papà calabrese e alla mamma irlandese, ha frequentato il catechismo. A 17 anni, dopo una visita in Vaticano, restò turbato dalla Cappella Sistina e iniziò la conversione all'Islam. Lo racconta lui stesso in un programma TV, indignato davanti alla raffigurazione di Dio e degli angeli con le ali. Dall'Australia diventa una star della predicazione integralista in TV e attraverso i social network. La sua pagina Facebook è la terza al mondo più seguita dai circoli della guerra santa. In Medio Oriente completa il percorso salafita e appare nei programmi in inglese della TV saudita Iqra, oltre a caricare fiammeggianti sermoni su YouTube. Ammette che la nonna calabrese è l'unica ad avere accettato la sua conversione. Un piccolo saggio lo troviamo pure qua, delle prediche di questo Musa Cerantonio, seguitissimo online, tra i foreign fighters soprattutto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vi saluto con questo saluto, che vuol dire nella lingua italiana che la pace di Allah, che la pace di Dio, il benevolente, il misericordioso, sia con tutti voi. Io sono Musa Cerantonio e siamo qui con questo programma, si chiama La Verità. E vogliamo parlare un po', inshallah, sulla religione dell'Islam. Cosa vuol dire l'Islam? Chi sono i musulmani? Tutte queste cose e voglio, inshallah, presentare questa verità di questa religione. Prima di tutto, tutti voi potete aggiungerci, inshallah, sul website, sul sito dell'internet www.allaluce.com. Pure potete essere con noi su Facebook. La pagina su Facebook di questo programma, inshallah, è Programma alla Luce
tutta una parola, eppure su Twitter, su Alla Luce, e poi su YouTube, il canale su YouTube si chiama Programma Alla Luce. Allora, come ho detto, vogliamo parlare oggi sulla domanda: che cos'è l'Islam? Questa è una cosa importante per tutti noi, perché vi giuro, forse ogni sera, quando vedi la televisione, quando vai al lavoro, quando sei con amici, quando leggi un libro, sempre stiamo sentendo questa parola Islam. È importante, prima di tutto, se vogliamo studiare una cosa o parlare di una cosa, dobbiamo sapere cosa vuol dire questa parola. E questa è una cosa importante, perché la parola si spiega tanto di che cos'è questa cosa. Il nome di, per esempio, una scuola, un libro, un film, si spiega tanto di che c'è in questa cosa, anche con l'Islam. Allora, prima di spiegare che cos'è l'Islam, vogliamo sapere, basta, cosa vuol dire questa parola? Perché c'è una significata, non è solo una parola, non è solo un nome senza un significato. No, questa parola Islam vuol dire qualcosa. Allora, vediamo quando parliamo delle religioni del mondo. Questo sito allaluce.com è registrato invece in Qatar. Il sito che lo ospita, questo discorso, alumma.org, invece a Brescia, in Viale della Stazione. Ogni religione ha un nome e se studiamo questi nomi, vediamo che ogni nome di ogni religione viene dal nome di una persona o di un posto, una città o un paese. Per esempio, cominciamo con ebraismo, gli ebrei. Da dove viene questa parola ebreo? Perché sappiamo che gli ebrei dicono che seguono chi? Il profeta di Dio, Mosè. E Mosè, lui non ha detto mai che io sono un ebreo. No, infatti la parola ebraismo o ebreo viene da un tribù, un città. Anche nella lingua inglese diciamo Jew, o nella lingua ebrea dicono Yehudi. E queste due parole vengono dalla parola Yehuda o Giudea. Giudea è un posto in Palestina. Nel sud, nel passato, hanno chiamato il sud di questo paese Giudea e il nord è stato chiamato Israele. E poi il sud del paese si chiama Giudea e quelli che avevano abitato in questo posto si chiamavano ebrei. Allora, Mosè non era nato in Palestina, era nato in Egitto. E allora non possiamo dire che lui è un ebreo e lui non ha detto mai io sono ebreo. No, era un credente in Dio. Vediamo pure il nome della religione induismo. Induismo viene dalla parola Ind o Hind. Questo nome da dove viene il nome del paese India. E allora Hindu o qualcuno che segue la religione dell'induismo vuol dire solo un indiano. E allora ci sono tanti indiani che non seguono questa religione. E allora quando vediamo sui libri dell'induismo non si dice che il nome di questa religione è induismo. Questo è stato creato dopo, tanti anni dopo. Allora dobbiamo chiedere, quelli che avevano seguito questa religione prima di quando questo nome è stato fondato, come si chiamavano? Come Mosè, lui non ha mai detto mia religione si chiama così o così. Anche quelli che sono Hindu non hanno detto la nostra religione si chiama così. Pure vediamo buddismo. Per quelli che sanno che cos'è buddismo, buddismo è fondato di un uomo si chiama Buddha o Siddhartha Gautama. E lui era un Hindu, e lui voleva cambiare la religione dell'induismo. E vediamo dopo, quelli che hanno seguito questo uomo, hanno detto noi siamo buddisti, che vuol dire seguono il Buddha. Però questo nome pure non è stato dato del fondatore della religione. Vediamo sempre che quelli che seguono la religione, dopo i profeti che hanno, possiamo dire, fondato questa religione o questa via, questo stile di vita, è stato cambiato dopo. Il nome sempre viene dopo.
anche vediamo questo con cristianesimo. Cristianesimo viene dalla parola Cristo. Sappiamo che Gesù Cristo, alayhi salam, pace su di lui, Cristo vuol dire il Messia. Lui era il Messia per il mondo. E poi, dopo, hanno detto noi siamo cristiani. Ma non possiamo dire che Gesù era un cristiano, perché lui era il Cristo. Il cristiano è uno che segue il Cristo. Allora, che cos'era la religione di Gesù? Che cos'era la religione di Mosè? Che cos'era la religione di tutti i profeti di Dio? Dobbiamo chiedere questo, perché loro non hanno dato un nome alla religione. Però dopo c'erano quelli che hanno dato questi nomi. Allora non è giusto di dire che Mosè era un ebreo quando lui non ha detto così. No, era un credente in Dio. Gesù, pace su di lui, non ha detto io sono un cristiano. No, ha detto io sono un credente. E allora, vediamo la parola Islam. Islam vuol dire qualcosa. Non è come ebraismo o cristianesimo o buddismo che è stato chiamato da un uomo a un posto. No, Islam spiega che cos'è religione. Islam è una parola che viene dalla lingua araba che vuol dire sottomissione. Vuol dire sottomissione a Dio. Uno che ha sottomesso se stesso a Dio si chiama in arabo un muslim. La religione si chiama Islam. Uno che segue questa religione si chiama muslim. Vediamo questo quando si mette mu alla prima di una parola in arabo, vuol dire che lui fa questa cosa. Posso immaginare i vostri commenti o le vostre opinioni, diciamo, no? Uno può dire, vabbè, questo qui è un personaggio, mettiamola così per non offendere nessuno e per evitare altre grane, chiamiamolo bizzarro, chiamiamolo in altre maniere meno encomiastiche e via dicendo. Però risulta essere un personaggio molto seguito, con una ramificazione di canali in Italia non da poco. Un altro di questi canali lo trovate all'indirizzo, ve lo dico perché tanto poi ne trovate a centinaia lo stesso, non è che cambi, non è propaganda né niente, Islam la vera religione. E anche qui abbiamo documenti anche dal mondo arabo, di predicatori vari dal mondo arabo, di interessanti, diciamo, resoconti su come è l'aldilà, addirittura prediche su alcune scene del giorno del giudizio che vi risparmierei sinceramente, ma comunque trovate tutta sta galassia di roba anche in italiano, perché continuo a essere musulmano, un video assolutamente da vedere. Insomma, c'è una galassia, diciamo così, di predicatori, quando non c'è l'italiano o l'italo-australiano, come nel caso in questione, ci sono debitamente i sottotitoli in italiano per far capire di che si parla. Alcune delle cose sembrano a noi veramente incredibili, come già questo soggetto che abbiamo ascoltato adesso, eppure questo soggetto ha avuto una rilevanza internazionale che se ne dica, potete pensare quello che volete, ed è, credo, molto simile a quello che penso anch'io, però questo soggetto ha avuto una rilevanza e ha una rilevanza, anche partito poi per il califfato fin dalle origini, nell'estate scorsa, e ha una ramificazione sui siti non da poco. Ce ne sono altri, dicevo, quello delle scene del giorno del giudizio è da vedere, diciamo, perché la predica, non so da dove arrivi il soggetto in questione, un imam comunque che parla in arabo con tanto di sottotitoli sotto e descrive esattamente, però già da quel saggio microscopico di prima, cos'è il concetto base? Qua bisogna riscrivere la storia, bisogna appropriarsi di quello che c'è stato prima, è evidente, perché Maometto arriva nel VI secolo d.C. e non può fare altro che appropriarsi delle tradizioni precedenti. Chi abbia letto veramente il Corano poi se ne rende conto, c'è una rimasticatura fondamentalmente di tutti i temi e personaggi ebraici. Non a caso insiste su Mosè, l'amico che abbiamo ascoltato prima, perché Mosè non può essere definito un ebreo, Gesù Cristo non può essere definito un cristiano, la vera religione è quella successiva. Infatti nel Corano Mosè, la storia di Mosè è raccontata per 131-132 volte in 114 sure, tutta dal punto di vista del vero credente, cioè lui, Mosè, era uno che portava il verbo di Allah e nel migliore dei casi non l'hanno capito. Sono tutti così i personaggi biblici, Abramo, Lot e via dicendo, vengono mandati da Allah, ma quelli non lo capiscono, quelli là si ostinano a essere ebrei e dopodiché cristiani. Quindi loro, musulmani veri,
Mosè, Abramo, Gesù Cristo e via dicendo, sono stati dei grandissimi incompresi finché non è arrivato Maometto a spiegarcela giusta 600 anni o 1600 anni dopo di loro. Per cui anche questo piccolo saggio che abbiamo ascoltato è perfettamente coranico nella sua essenza, perché bisogna riscrivere la storia, ridare i nomi e modificare il corso degli eventi storici, che non è niente di che, è la premessa, diciamo, da cui partire. Quello delle scene del giorno del giudizio, però a questo punto mi viene più logico riproporre invece quanto aveva detto l'imam di Londra, peraltro mandato in onda nella trasmissione Piazza Pulita, forse l'avevamo già ascoltato, che passa da questo piano, questo era l'ABC, la premessa, l'introduzione, passa da questo piano a un piano un pochino più concreto, diciamo, questo imam londinese. L'imam Ciudari è un imam londinese, cittadino inglese, che vive a Londra e che dice delle cose terribili, ma ascoltate, perché dalle cose che dice ad Alessandra Buccini c'è qualcosa che ha già anticipato prima Carlo Freccero, c'è una critica radicale al sistema, diciamo, dei valori occidentali, e ascoltate perché voglio poi un vostro commento su questo. Alessandra Buccini. Io non credo nella libertà d'espressione. È Allah che ci indica cosa possiamo dire e non dire. Cosa ne pensa dell'attentato alla redazione di Charlie Hebdo? Sono anni che la vostra gente insulta l'Islam. Quello che è successo ce lo aspettavamo da tempo. Cioè lei si aspettava questo attacco terroristico? Io dico che il governo francese provoca i musulmani da tempo ormai. Ha bandito il burqa, hanno complottato contro i musulmani in Iraq e Siria, hanno occupato le nostre terre, hanno sfruttato i musulmani in Africa e adesso hanno permesso alle persone di insultare il messaggio del Mohammed. Quindi certo che mi aspettavo che ci sarebbero state ripercussioni. C'è una lunga lista di persone che hanno insultato il profeta e molte di queste sono già state uccise. Che vi aspettavate? Mi sta dicendo che la strage nella redazione di Charlie Hebdo sia giusta? I droni americani ci bombardano durante i matrimoni, i funerali. Molte persone sono state torturate, persone innocenti. E beh, quello che è successo a Parigi, il Corano è molto chiaro su questo. Chiunque insulti il profeta deve morire. Io personalmente credo che andrebbe processato da una corte della Sharia e, se colpevole, giustiziato. Perché non imparate la lezione e basta? Questo è quello che dice l'Islam. Perché hanno continuato a fare una cosa del genere? Perché noi crediamo nella libertà di espressione e di pensiero. Gliel'ho già detto, io non ci credo. Ma lei in questo momento in realtà mi sta parlando, dicendo cose inaccettabili da sentire dopo quello che è successo a Parigi. Eppure sta parlando, non è questa la libertà di espressione? Io sto parlando perché Allah mi ha creato e mi ha dato il permesso di dare il punto di vista islamico al mondo. E voi non potete usare eufemismi come libertà di espressione e di parola per coprire azioni di provocazione come quelle che stava facendo quel giornale da anni. Quindi lei si rifiuta di condannare l'attacco? Fino a che voi non aprirete gli occhi e vi renderete conto delle vostre azioni, la situazione non cambierà. Se altri insulteranno il profeta, le ripercussioni saranno le stesse e ci saranno altri attacchi. I musulmani non sono come i cristiani che dicono di porgere l'altra guancia. I musulmani si difendono. Si difendono da cosa? Dai disegni? Per voi sono solo disegni, ma quei disegni erano inaccettabili. E non vi sorprendete se i giornalisti vengono presi di mira. Sono considerati quelli che fanno propaganda per i regimi che stanno mandando i loro uomini a uccidere musulmani. Quindi lei pensa che uccidere giornalisti sia giusto? Io dico che siamo nel mezzo di una guerra. I giornalisti, ma anche i civili occidentali, non sono al sicuro. Sono visti come parte del nemico. Ritirate le vostre truppe dai nostri territori. Noi ci stiamo ribellando contro i nostri regimi. Quando li avremo rimossi, daremo attuazione alla Sharia e arriveremo noi da voi, in Italia. Ci troverete là, a Roma e nelle altre città. Non mandate la vostra gente nelle nostre terre. Ci pensiamo noi a venire da voi. È una minaccia? Quello che sappiamo dalle profezie del Messaggero è che il giudizio non arriverà finché un gruppo della nostra comunità non conquisterà Roma. Quindi, un giorno, statene certi, Roma sarà sotto la Sharia. Ma guardate che è una cosa bella, non dovete avere paura. La democrazia ha fallito, così come il capitalismo. Le persone non credono più che la democrazia liberale abbia le soluzioni per problemi come la povertà, l'immigrazione, la mancanza di prospettive per i giovani. Avete fallito, è l'Islam il futuro dell'umanità. Pensa che anche in Italia ci sia il rischio di attentati? Per quanto ne so, l'Italia sta aiutando gli americani nella coalizione contro lo Stato islamico e i musulmani. Quindi non vi sorprendete se anche da voi ci saranno ripercussioni serie per quello che state facendo.
Questo era l'imam di Londra, Al-Ciudari, su Piazza Pulita, che ha dedicato un altro servizio alla capitale britannica. L'ISIS è un'organizzazione terroristica diversa da tutte le altre. La loro brutalità è sconvolgente. Decapitano, crocifiggono, stuprano, massacrano i bambini. Qui parla Cameron. L'era medioevale. La minaccia di una radicalizzazione è già qui. Molti giovani hanno lasciato il nostro paese per andare a combattere con questi estremisti. Dobbiamo agire in casa nostra, ma dobbiamo anche avere una strategia che ci difenda da questi estremisti all'estero. Per questo metteremo al bando i predicatori di odio, vieteremo le organizzazioni terroristiche. La nostra sarà una missione militare che durerà non mesi, ma anni. Siamo a Ilford, alle porte di Londra, e stiamo per incontrare Anjem Choudary, considerato leader dei predicatori islamici più radicali del Regno Unito. Pochi giorni fa, insieme ad altre 8 persone, è stato arrestato dalla polizia di Londra durante un'operazione di antiterrorismo ed è stato rilasciato il giorno dopo dietro cauzione. Il mio arresto è stato fatto il giorno prima che il Parlamento britannico votasse a favore dell'invasione militare in Iraq. È stato un arresto politico per creare clamore e avvelenare il clima di odio contro l'estremismo islamico. Mi hanno ritirato il passaporto, vietato di tenere comizi in pubblico, di commettere atti terroristici, il che ovviamente è illegale ovunque. Quanto è grave ora il rischio di un attentato in Gran Bretagna? Io credo che adesso che hanno iniziato a bombardare l'Iraq e la Siria, sia altamente probabile un attacco terroristico in questo paese. Ricordiamoci che gli attentati di Londra del 7 luglio del 2005 sono avvenuti dopo che la Gran Bretagna ha iniziato a bombardare l'Afghanistan e l'Iraq. Noi siamo una grande comunità. Quando tu attacchi un musulmano, altri musulmani rispondono. Io non credo nella libertà e nella democrazia. Credo che la sovranità appartenga a Dio. Per questo mi batto per l'applicazione della Sharia come forma alternativa di vita. Lei è stato accusato di aver reclutato e influenzato giovani musulmani disposti a unirsi all'ISIS e a combattere con loro. È così? Non hanno prove contro di me. Credo che ci sia molta propaganda oggi contro i musulmani e infatti in Gran Bretagna vogliono cambiare le leggi per criminalizzare e mettere a tacere i cosiddetti predicatori di odio. Ma io è qui che voglio stare. Non ho mai pensato di andare all'estero, così quando la Gran Bretagna sarà sotto lo Stato islamico io sarò già qui in prima linea a diffondere l'Islam. L'ha sentito il video in cui dicono conquisteremo la vostra Roma, schiavizzeremo le vostre donne? Anche Roma un giorno verrà conquistata e questo sarà un bene per Roma. Quest'idea che noi obblighiamo i non musulmani a convertirsi con la violenza non è vera, è solo propaganda. Voi dei media occidentali avete inventato Dracula e Frankenstein e state iniziando a credere a queste favole. La realtà è molto diversa. Ma i miliziani dell'ISIS in Siria e in Iraq violentano donne, bambine. Questa è una vostra invenzione, è un'invenzione. Non è un'invenzione. Noi non ci fidiamo dei media italiani, inglesi, americani. Lei mi sta dicendo che in questo momento nello Stato islamico non c'è violenza. Vengono punite le persone che ostacolano l'applicazione della Sharia. Ma che cosa vuol dire applicare la Sharia? Vuol dire che tutte le donne italiane dovrebbero coprirsi fino alla testa? Naturalmente. Io dovrei coprirmi la testa? No, il viso e gli occhi li puoi far vedere, ma non si può avere una situazione di anarchia. Qui a Londra, ad esempio, abbiamo dei progetti per creare vere e proprie zone che vivono sotto la legge islamica, in quartieri a maggioranza musulmana. Sono queste 2 zone, Walthamstow e Tower Hamlets. Ecco, te le scrivo. La scorsa settimana sono stato arrestato con l'accusa di far parte di un'organizzazione terroristica. Mi arrestano ogni anno, poi mi rilasciano perché non hanno nessuna prova contro di me. Abu Bara ha 31 anni e come Anjem Choudary è accusato di far parte del gruppo estremista Al-Muhajirun vietato in Gran Bretagna dal 2011. Con la sua famiglia vive nel quartiere londinese di Tower Hamlets, una zona ad altissima concentrazione musulmana. I musulmani di tutto il mondo credono nella Sharia e pensano che questa sia l'unica legge possibile, la legge di Dio. Per questo ovunque viviamo cerchiamo di migliorare la società per trasformarla in una società islamica. In pratica volete applicare la Sharia e come fate? Lo facciamo attraverso il dialogo, il proselitismo, comizi, libri, anche con delle vere e proprie ronde, per convincere ad esempio le persone a smettere di consumare alcol e droghe. Vedi qua, per esempio, c'è la pubblicità di un bordello. Questi adesivi con donne nude non ci dovrebbero essere, e allora li leviamo. Di solito parliamo con i magnaccia e gli chiediamo di non far passeggiare le prostitute qui. Ci rendiamo visibili con dei cartelli e filmiamo tutti i clienti che si avvicinano alle prostitute, in modo da non farli tornare più. Questo è un altro adesivo con scene di nudità, che va tolto. Questa è la pubblicità di una festa in un nightclub con musica e alcol. E anche questo lo buttiamo via.
sono moltissime persone che sostengono lo Stato islamico, ma non te lo diranno mai davanti a una telecamera. I mass media fanno credere che sono solo poche centinaia di persone a sostenere l'ISIS. Ma sotto sotto, anche se nessuno lo ammette pubblicamente, ogni musulmano appoggia l'idea di uno Stato islamico. And a message to all the brothers in the UK. I advise you to respond to the call of the Sheikh, the Mujahid, Abu Muhammad Adnani. Cause terror in the hearts of the kuffar. You're living in the West. Portate il terrore nella terra degli infedeli, voi vivete in Occidente, potrete causare gravi danni agli infedeli, nel centro della terra degli infedeli. È un miliziano dell'ISIS che ha mandato un video in Gran Bretagna. Sollevatevi, fratelli miei, sollevatevi. Siamo minacciati di morte da alcuni gruppi di estremisti islamici. Abbiamo finestre antiproiettile e a prova di bomba. E anche per questo l'indirizzo della nostra sede deve rimanere riservato. Usama Hassan è un ex jihadista, ha combattuto in Afghanistan negli anni 90. A quell'epoca la sua stima per Osama Bin Laden era totale. Dopo gli attentati di New York e Londra, per lui tutto è cambiato. Ha fondato insieme ad altri la Killian Foundation, la prima organizzazione contro l'estremismo islamico fatta da ex jihadisti radicali. Ora che la Gran Bretagna si è unita alla coalizione che sta bombardando lo Stato islamico, il rischio terroristico si è innalzato. Non c'è dubbio che in questo paese ci siano predicatori di odio che abbiano contribuito a creare terroristi che sono partiti da qui per combattere a fianco dell'ISIS. Sono almeno 500. Se anche solo il 5% di queste persone, parliamo di 20-30 estremisti, rientrasse per pianificare degli attentati nel nostro paese, questa sarebbe già una minaccia. È già successo in passato. Non servono centinaia di persone per mettere una bomba, ne bastano 4 o 5 per fare una carneficina. E un anno fa ne sono bastate 2 per uccidere a colpi di mannaia un soldato britannico per strada in pieno giorno. Uno degli assassini, Michael Adebolayo, frequentava le lezioni di Ciudari. We must fight them as they fight us. An eye for an eye and a tooth for a tooth. Ancora qualche minuto, signora? No, ho deciso. Cosa le porto? Inizierei con il rifornimento di carburante. E poi, com'è il lavaggio vetri? Oh, favoloso. Ok, lo prendo. Qualcos'altro? Puoi fare anche il controllo del livello dei liquidi? Ottima scelta.